esatto, stanno andando. Ok. La seconda batteria del Master Anna Maria Grassi vede tutti e 10 i concorrenti al via: Claudia Fegg, Capitan Spritz, Cherry, Carbonella, Cefalojet, Cesare dei Veltri, Cirojet, Clarissa Lewis, Castro Valch e Cody Gall. Favori proprio per Cody Gall, che ieri ha vinto molto bene su Cesare dei Veltri, due cavalli che troviamo anche questa sera. Vediamo la partenza con la velocità iniziale di Cherry, che va in testa, mentre parte piano Claudia Fegg, veloce all'esterno anche il numero 4 Carbonella. L'errore di Capitan Spritz, e vediamo numero 5 Cefalojet squalificato, anche Cefalojet è finito a tabellone. Numero 1 Claudia Fegg, così come Claudia squalificato. Fegg. Numero 2 Capitan Spritz, anche Capitan Spritz, quindi tante rotture in questa prima fase di gara. Vediamo chi risale all'esterno, è Cesare dei Veltri, che si porta in breve all'attacco, è anticipato da Castro Valch, che lascia sfilare probabilmente Cesare dei Veltri dopo 500 metri di gara, ma si getta di galoppo Castro Valch. Numero 9 e così Cesare dei Veltri cercherà di sfilare, anche se ha l'intralcio di Castro Valch, che però si toglie di mezzo, e così Cesare dei Veltri in vantaggio. All'esterno Cody Gall. Sono i due che hanno corso ieri sera e sono arrivati primi, anche se non in quest'ordine, 10 e 6, non 6 e 10, ma all'esterno vediamo intanto anche la progressione di Clarissa Lewis, che si fa luce in schiena a Cody Gall. Cavalli intanto al completamento del chilometro, l'attacco deciso di Cody Gall a Cesare dei Veltri, 1,18 e mezzo il passaggio ai 1000 metri, con Cody Gall che sembra mettere qualcosa davanti a Cesare dei Veltri, che però prova a rientrare. Intanto anche Clarissa Lewis della partita. Cavalli a 400 scarsi dalla conclusione, con lo scatto di Clarissa Lewis che viene via in terza ruota. Clarissa Lewis va su Cody Gall, che ha superato Cesare dei Veltri. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Clarissa Lewis, che sembra quella con più energie. Cody Gall difende ancora la posizione, ma Clarissa Lewis nel finale è in grado di passare agevolmente per vincere sulla stessa Cody Gall, che comunque vende cara la pelle. Terzo posto per il numero 6 Cesare dei Veltri, che consentirà quindi a Leonardo Vastano di scegliere per primo. La vittoria invece per Clarissa Lewis, Elena Orlando Villani, per conto di Giuseppe Citarella e dell'azienda agricola Caracciolo. Andiamo a rivedere il bel finale di Clarissa Lewis, che piega di precisione un Cody Gall che ancora oggi corre benissimo dopo la vittoria di ieri sera. Al terzo posto Cesare dei Veltri, che deve accontentarsi del terzo posto. Gli altri naturalmente finiscono più discosti, ma l'importante è che Leonardo Vastano sia il primo a scegliere, e per lui quindi il vantaggio di poter scegliere il cavallo che secondo lui ha più chance nella finalissima, che sarà la sesta corsa.